La biodiversità c'è, lo diciamo a quelli che non hanno ancora capito questo, perché l'area UNESCO è un'area dove più del 50% dei terreni sono a bosco, questo non si dice mai e questo è il grande valore, questi boschi, questa vegetazione spontanea va nella direzione poi ovviamente di quello che è l'argomento di questo convegno, che è il ruolo dell'ape nell'impollinazione e in tutto quello che è il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità. Bellissima giornata, questa del convegno sulle api qui alla Fiera di Godega di Sant'Urbano, Fiera dell'Agricoltura. Parliamo di territorio dell'UNESCO, questa eccellenza italiana, tutta l'Italia è un'eccellenza dal punto di vista agricolo, ma chiaramente per avere la certezza che l'ambiente, che significa buona agricoltura, buon cibo, possa continuare in questa direzione abbiamo bisogno delle api, abbiamo bisogno di far conoscere le api, abbiamo bisogno di educare la gente alla proliferazione delle api. L'ape è un animale amico dell'uomo, l'ape ci permette di continuare a produrre dell'ottimo cibo, dobbiamo continuare a trasmettere questo concetto non solo a noi che abbiamo una certa età ma soprattutto ai giovani, perché l'ape lavora per noi ma soprattutto è un investimento sul futuro dei nostri figli. Assolutamente, e le api come sappiamo bene sono delle sentinelle proprio del livello di cura che si ha dell'ambiente e quindi è importantissimo anche averle presenti nel nostro territorio patrimonio dell'umanità. Sicuramente sensibilizzare sull'importanza proprio di tutelarle, perché come abbiamo detto le api, al di là del fatto che sono appunto insetti pronubi, nei fatti ci consentono, danno una grandissima mano anche agli agricoltori e noi dobbiamo tantissimo ai servizi ecosistemici che le api riescono proprio a dare, perché impollinano appunto i fiori, quindi questo è un elemento fondamentale. Ricordiamo che le colline dell'UNESCO hanno quasi il 65% di bosco, quindi non è soltanto viticoltura ma c'è anche tantissima biodiversità. Le api sono un insetto strategico sia per quanto riguarda un monitoraggio che viene fatto anche sull'ambiente, nell'ambiente nel quale noi viviamo, ma soprattutto per quanto riguarda una produzione di grandissima eccellenza che è il miele, su quale molto c'è ancora da dover fare in termini di carattere culturale. Si confonde un miele, diciamo così, arricchito, come noi lo definiamo, che troviamo spesso e volentieri sui canali della grande distribuzione, che viene venduto a un prezzo esiguo, che ovviamente è fatto più di prodotti artefatti che non di materia prima. Ecco, il poter acquistare il miele direttamente dai nostri imprenditori, nei mercati di campagna amica, sulla vendita diretta, avere la giusta informazione che sia fatto realmente grazie al lavoro delle api diventa una straordinaria opportunità per creare quella conoscenza che ci deve essere su tutte le filiere agroalimentari. In questo momento parliamo di miele, ma potremmo parlare di molto altro. Il territorio UNESCO sono patrimonio dell'umanità e quindi è un insieme di questioni positive, di vantaggi che vengono dati ai sistemi e ai cittadini. L'agricoltura è una componente importante, le api e il miele sono una componente importante perché dove ci sono le api c'è vita, dove ci sono le api c'è un ambiente sano e questo è uno dei messaggi più importanti che si possono dare in territori tutelati dall'UNESCO. Noi siamo onorati di essere stati invitati qui da Savno, dalla Fiera di Godega, essere insieme soprattutto ai rappresentanti delle organizzazioni agricole, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, perché il messaggio che dobbiamo dare agli apicoltori e all'agricoltura è quella che entrambi non possono sopravvivere se non c'è la collaborazione. Ci deve essere quindi un dialogo costruttivo, efficace fra loro, evitare contrapposizioni, evitare guerre tra settori dell'agricoltura che insomma hanno bisogno del reciproco rispetto e del reciproco apporto. L'importanza delle api nell'economia è enorme, ma non solo per quanto riguarda il miele e i suoi prodotti, vedi il propoli, vedi anche tutto il polline, ma soprattutto perché l'ape è determinante proprio per l'impollazione di non solo le colture arboree ma anche orticole. Dove manca l'ape non c'è produzione e soprattutto non c'è vita. Noi come Banca di Credito Cooperativo Banca per Api San Biagio siamo perfettamente consapevoli non solo dell'importanza del ruolo dell'ape nell'agricoltura, ma dell'importanza anche di tutelarla. Infatti come banca stiamo interagendo su molti progetti di carattere scientifico e anche di carattere tecnico-economico per far sì di avere un territorio, visto che siamo comunque
come sede direzionale nella Core Zone UNESCO, di avere un territorio più eco-compatibile possibile anche per quanto riguarda poi le produzioni agricole, i relativi trattamenti e la gestione complessiva del territorio.